È una giornata estremamente importante perché pone in evidenza come le normative per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori debbano essere messi tangibilmente in pratica. Oggi ho l'onore di essere qui come presidente di Confapi Venezia che ha firmato non più tardi della settimana scorsa il piano strategico 2021-2023 per la tutela dei lavoratori e della sicurezza sul lavoro, come approvato dalla Giunta regionale del Veneto. Questo perché noi di Confapi crediamo che la sicurezza dei lavoratori, la sicurezza sul lavoro, ma più in generale il valore della sicurezza debba essere messo in primo piano tra i valori che orientano e improntano l'attività degli imprenditori. Quest'oggi un'importante giornata dedicata alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Abbiamo numerosissimi partecipanti di aziende di tutta l'area sandonatese e portoguarese. Il vantaggio di appoggiarsi ad una struttura come la nostra è quello anche di poter utilizzare bandi di agevolazione, di formazione che permettono quindi alle aziende di investire sulla sicurezza, ma ottenendo anche dei contributi, quindi non gravando sui bilanci delle aziende. Sappiamo che gli adempimenti sono importanti, i costi possono essere quindi coperti anche dai fondi di formazione internazionale, come ad esempio il fondo FAPI, il nostro fondo Confapi CGIL Cisle Will. Quindi siamo sempre disponibili verso le aziende, anche in particolar modo sulle attrezzature, sulle macchinari, come ad esempio il bando INEL, che qui nel mese di maggio e giugno darà la possibilità alle aziende di avere un contributo a fondo perduto per sostituire o comprare nuove attrezzature che rispettano tutti i crismi della sicurezza nei luoghi di lavoro. La formazione che i lavoratori e attraverso il loro datore di lavoro vengono avviati è di fondamentale importanza in questo periodo, in questa epoca. E non basti la formazione ma l'addestramento, cosa che Armonia in pratica ha fatto. Oggi è una giornata molto importante, infatti ho voluto essere presente per sottolineare appunto questa giornata di formazione, quindi io ringrazio sicuramente la famiglia Zecchiner per l'ospitalità e naturalmente Confapi che è sempre presente nel territorio e che sta organizzando queste giornate secondo me anche innovative, perché andiamo in un'unica giornata a mettere insieme tutte le aziende che possono essere interessate appunto alla sicurezza sul lavoro.